Da Alberto Sordi a Chiara Ferragni, tra critiche ironiche sul sistema dell'arte contemporanea e il racconto di fatti di cronaca. Ha destato ironia e riflessioni profonde la performance Sedia con corpo adagiato tenutasi nella serata di mercoledì 28 a Palazzetto Pisani, durante l'inaugurazione della mostra personale dell'artista neopop Giuseppe Veneziano, che ha voluto omaggiare la celebre scena del film di Alberto Sordi, Vacanze intelligenti, in cui Augusta, moglie di Remo, sfinita dal tour alla Biennale d'Arte, sedutasi su una sedia, viene scambiata dai critici per un'installazione vivente. Una critica non troppo velata, quella di Veneziano, detta però con ironia, rivolta ai sistemi dell'arte contemporanea. La mostra vede esposte 8 tele e 2 sculture, il cui fil rouge è l'elemento alimentare legato a fatti di cronaca, simboli sintetizzati per mezzo dell'arte per raccontare un'epoca. L'arte incomprensibile allontana il pubblico, ha detto Veneziano, che realizza opere ispirate a fatti di cronaca recente come Pandoro Gate, riferito allo scandalo di Chiara Ferragni, o Blue Banana, che rimanda alla nota opera di Maurizio Cattelan. Durante la serata, il curatore della mostra e chef Giorgio Chinea Canale, ispirandosi alle opere dell'artista, ha inoltre inventato risotto alla veneziano, sigillando il legame profondo tra arte e cultura culinaria. Qui abbiamo una pasta di pomodori secchi, capperi dissalati, olive e origano. E infine la nota fresca e dolce, la fresca dolcezza, pomodori piccadilli siciliani.